giornata, ben ritrovati. Focus TG, vi accompagneremo come sempre con questo spazio di informazione fino alle 13:30. Tanti collegamenti oggi dal territorio perché ci sono molte tematiche e molti appuntamenti. I colleghi naturalmente sono già pronti nel territorio appunto per collegarsi con lo studio e poi avremo molta cronaca. Naturalmente in primo piano terremo anche oggi la strage di Santo Stefano di Cadore di giovedì scorso, dove lo sapete ha trovato la morte quasi un'intera famiglia. Purtroppo il papà Marco Antoniello, il figlioletto Mattia di neppure 2 anni e la suocera, la nonna del piccolo Mattia, Maria Grazia Zuin. Oggi la Procura della Repubblica di Belluno incontrerà a breve i giornalisti, quindi potremo capire cosa gli inquirenti diranno, quale pista stanno seguendo, se eventualmente le accuse nei confronti della 32enne tedesca che era al volante dell'ormai tristemente famosa Audi nera Angelica Hutter saranno in qualche modo aggravate oppure no. Sappiamo che per la donna è stato confermato il carcere ieri, l'udienza di convalida dell'arresto, è stata confermata appunto la custodia cautelare in cella, ma la 32enne ha avuto un crollo nervoso, è stato necessario il ricovero nel reparto di psichiatria, ricovero che è stato anche contestato da alcune parti politiche come Fratelli d'Italia. Fin qui appunto la vicenda di Santo Stefano di Cadore, di cui tra poco ci parlerà la nostra Tiziana Bolognani in diretta da Belluno. Tanta cronaca dicevamo. Cominciamo allora a vedere le notizie che arrivano dal territorio di queste ultime ore. Iniziamo subito con l'Alta Padovana, Trebaseleghe, dove c'è stato un incendio che ha interessato diversi box garage. Vediamo il servizio preparato dalla redazione di Padova. Fiamme e fumo poco prima delle 22:30 di ieri sera, in via dei Pioppi a Trebaseleghe nell'Alta Padovana. A fuoco 8 garage affiancati alle abitazioni. Fortunatamente non ci sono stati feriti, anche se i danni sono ingenti. Molti i vigili del fuoco giunti sul posto da Cittadella, Padova, Castelfranco e i volontari di Borgoricco. 17 pompieri, 3 autopompe, 2 autobotti. Nel rogo sono bruciate 4 autovetture, 2 moto, diverse biciclette e materiale depositato nei box. All'interno di essi erano presenti anche delle bombole di GPL. Coinvolto nel rogo anche l'impianto fotovoltaico posizionato sul tetto dei garage. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo e bonificare l'area. Le operazioni si sono concluse solo alle 4 di questa mattina. Fin qui lo avete sentito, questo incendio che ha interessato molti box garage, quindi danni ingenti. Andiamo sulla prima pagina, sull'home page del Gazzettino, grazie alla regia. Eccoci qui. Allora, vengono riprese alcune notizie di queste ore davvero sconcertanti, come la condanna a 1 anno del medico che diagnosticò, sbagliando purtroppo, una brachialgia a una 45enne di Torre di Mosto che si era presentata in pronto soccorso con un dolore al braccio. Purtroppo si trattava invece di un infarto e per la donna non c'è stato nulla da fare. Questo infarto purtroppo l'ha portata alla morte. Il medico, come detto, è stato condannato a 1 anno. E poi c'è il caso che arriva da Venezia con quello che viene definito un episodio di follia. Turista cafone prende la rincorsa e si lancia dal ponte senza guardare e ha sfiorato una gondola per un soffio. Potete immaginare quello che è stato il rischio naturalmente corso dagli occupanti della gondola e anche da questo turista evidentemente che non si rendeva conto della gravità del suo gesto, come se i canali fossero liberi. Studentessa con 5 insufficienze ammessa alla maturità per volere del TAR e bocciata però dai prof. Questa è stata l'esito di questa vicenda. Evidentemente
c'era qualche motivo per cui era stata respinta la sua ammissione alla maturità, ma così è andata. La famiglia ha deciso di fare ricorso, il TAR le ha dato ragione, però poi questa ragazza è stata bocciata. Va al lavoro e incontra un lupo, scatta l'allarme, vive vicino a Mestre e si ciba di nutrie. Eccolo qua, un tema che riproponiamo spesso, questo, la fauna selvatica che si avvicina ai centri abitati, e su Lecciato compare un nuovo avvistamento super ravvicinato, con i lupi quindi che non si trovano solo più nelle zone strettamente montane, non sono più un animale così distante da noi, ne diamo conto tutti i giorni in realtà, sia con le cronache dal Bellunese che con le cronache dall'altopiano di Asiago. Questo è purtroppo l'ennesimo episodio. E poi ci sono i casi di cui parleremo anche poi nel corso del nostro telegiornale, quello dello scippatore, eccolo qua, fermato da un cittadino di origini russe nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso mentre tentava di portare via la borsetta di un'infermiera, l'infermiera che stava andando al lavoro e teneva la borsetta sul cestino della bicicletta. La sagra del pesce di Chioggia, qui si racconta un risvolto particolare, i disabili non sono graditi, lo sfogo di una signora che non è riuscita a parcheggiare nonostante il contrassegno. E poi naturalmente anche il Gazzettino tratta la tragedia di Santo Stefano di Cadore, quel marciapiede fantasma, come si è arrivati a quel punto, l'errore dell'ICI e il buco nei conti. Questo è il servizio che propone il Gazzettino su questa vicenda che sappiamo deve ancora vivere uno dei suoi momenti più intensi e più dolorosi, vale a dire i funerali delle 3 vittime che si terranno nei prossimi giorni, lo sappiamo, in forma congiunta per volere della famiglia. Non è semplice trovare una location adatta naturalmente a un evento che attirerà migliaia di persone. Noi andiamo avanti, restiamo in montagna, nelle zone di montagna, con la paura che si è vissuta per un bambino di appena 8 anni di Conegliano che è stato morso da una vipera mentre era in gita in Friuli. È sotto osservazione in terapia intensiva all'ospedale di Belluno, dove comunque è fuori pericolo di vita il bimbo di 8 anni coneglianese morso da una vipera durante una gita domenicale con i genitori a Claut, località friulana confinante con l'Alpago. L'incontro con il rettile poco dopo le 5 del pomeriggio su un sentiero con i genitori che chiamano immediatamente i soccorsi. Il bambino è stato morso a un braccio, l'allarme concitato. Da Pieve di Cadore si alza in volo l'elicottero del SU M118 che raggiunge il confine con il Friuli in pochi minuti. Gli operatori stabilizzano il piccolo e lo portano al San Martino di Belluno, dove scatta il protocollo per i morsi da vipera, che comprende almeno 24 ore di osservazione intensiva con la somministrazione del siero. Il terrore iniziale lascia il posto all'ottimismo, la tempestività di soccorsi fa la differenza. Si tratta del primo intervento stagionale di questo tipo per l'Ulsuno Dolomiti. Nell'agosto 2021 una ragazzina era stata salvata in extremis proprio dal SUEM bellunese dopo aver incontrato una vipera, stesso copione qualche anno prima per un bimbo di Breda di Piave morso in zona Brussa a Caorle. Ed Aspo Willy invece per 3 giovani autori del pestaggio di un gruppo, il pestaggio di gruppo dello scorso 17 giugno nell'area di Lambioi Beach a Belluno durante una festa. I tre di età compresa tra i 21 e i 33 anni sono stati identificati grazie a un meticoloso lavoro di indagine da parte del personale delle volanti della questura di Belluno. Oltre al Daspo Willy adottato dal neoquestore di Belluno Francesco Zerilli, i 3 giovani sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per lesioni pluriaggravate. In conseguenza del DASPO, per 2 dei 3 autori del pestaggio è stato fatto divieto di accedere a locali pubblici di intrattenimento di tutta la provincia di Belluno, oltre al divieto di stanziare nelle immediate vicinanze per la durata di 2 anni. Per il terzo il provvedimento riguarda, nello specifico invece, solo i locali di Belluno. Uno dei 3 è stato nuovamente denunciato per non aver ottemperato al DASPO. Sabato sera il giovane è stato identificato sempre a Lambioi durante l'evento Summer Sound Waves. Questa dunque la vicenda rispetto a questi 3 giovani.
Prima di tornare sul caso di Treviso, in particolare del ladro seriale delle osterie, che tra l'altro ha fatto sapere di sentirsi diffamato per la diffusione dei video che, pur coperto, lo mostrano mentre ruba in questi locali, e diffamato anche dalle dichiarazioni degli esercenti. Ecco, vi volevo proporre il servizio invece sullo scippo di Sant'Antonino, ma vedo già collegata in diretta la nostra Tiziana Bolognani, che è a Belluno con Stefano Bozzi per gli aggiornamenti naturalmente sulla strage di Santo Stefano di Cadore. Allora a te la linea, Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno Lina. Allora, noi oggi ci troviamo nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Belluno, dove tra poco alle 13 il capo della Procura di Belluno, Paolo Luca, terrà una conferenza stampa per fare il punto sulle indagini, nel rispetto però del segreto delle indagini. Il procuratore ieri ha deciso di fare un punto stampa anche per cercare di contenere notizie che lui stesso ha riferito nella nota di convocazione, notizie fantasiose che hanno creato sconcerto e confusione nell'opinione pubblica. Sentiremo che cosa dirà il procuratore Paolo Luca, che sarà affiancato dai carabinieri del Comando Provinciale Reparto Operativo di Belluno, che nell'immediatezza giovedì scorso hanno svolto i rilievi, quelli più importanti, in conseguenza dell'incidente accaduto fra le 15:30 e le 15:45 in via Udine a Santo Stefano di Cadore, incidente devastante in cui una famiglia è stata investita. Sono rimasti sulla strada il Marco Antoniello di 48 anni, Maria Grazia Zuin, la suocera di 65, e il figlioletto di 2 anni. Una tragedia, meglio una strage, così è stato chiamato questo evento di cui non si ha memoria negli annali della cronaca della provincia di Belluno, un evento che invita evidentemente a riflettere, che apre tante discussioni che vanno per esempio a Santo Stefano nel locale dall'alta velocità lungo quel tratto di strada a ciò che effettivamente è accaduto e che ancora non conosciamo, perché ieri all'udienza fissata in carcere, l'udienza per la conferma della misura cautelare disposta dal PM davanti alla GIP Enrica Marson, Angelica Hutter non è comparsa. Lei si trova da domenica ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia. È lì che si stanno svolgendo accertamenti sulla sua condizione, sulla sua salute psichica, accertamenti che non potevano con tutta evidenza essere svolti e eseguiti all'interno della casa circondariale femminile della Giudecca di Venezia, dove la 31enne bavarese si trova ristretta sin dalla serata di giovedì scorso. Aspettiamo quindi che cosa dirà il procuratore, se ci sono stati in questi giorni ulteriori elementi oltre a quelli che già noi conosciamo, in particolar modo quello che abbiamo già riferito anche nel telegiornale di ieri. Certamente il procuratore ha smentito categoricamente in ogni forma qualsiasi illazione circa un'eventuale presunta ipotesi di lavoro, di indagine sulla volontarietà dell'atto della giovane, perché non vi sono elementi. Quello che noi sappiamo di certo è che Angelica Hutter è stata ritrovata negativa agli accertamenti tossicologici che sono stati
ai prelievi eseguiti all'ospedale di Pieve di Cadore e poi esaminati nella struttura regionale depositata per chiamata a fare questo tipo di accertamenti giudiziari, cioè l'ospedale di Padova, che lei è risultata negativa a alcol e sostanze stupefacenti, e quindi tutta l'indagine ruota attorno alle cause esterne che possono avere causato questo incidente, quindi una distrazione, il telefonino, non sappiamo ancora se in quel momento la giovane stesse magari utilizzando il telefonino e quindi se quella sia stata la causa della sbandata che poi ha fatto piombare l'auto sul marciapiede dove transitava la famiglia Antoniello e Potente. Questo speriamo che il procuratore Luca abbia elementi nuovi da illustrarci, perché questo potrebbe mettere anche a tacere tante di quelle voci che si sono diffuse in maniera abbastanza pesante anche sui social, attraverso i social che hanno raccolto rabbia e indignazione nei confronti dell'avvocato difensore della giovane donna Giuseppe Triolo, al punto che anche l'ordine degli avvocati di Belluno è dovuto intervenire ufficialmente con un comunicato stampa per dire per spiegare qual è il ruolo dell'avvocato difensore. Lina, io per il momento non ho null'altro da aggiungerti e gli aggiornamenti, noi ci risentiamo dopo gli aggiornamenti delle 13 della conferenza stampa del procuratore Luca. Lina. Grazie Tiziana Bolognani, grazie a Stefano Bozzi. Certo, ci aggiorneremo su questo. Allora andiamo a vedere quelli che erano stati gli esiti dell'udienza di convalida di ieri, a cui ha accennato la collega poco fa. Con l'automobilista abbiamo detto che per la quale è stato confermato il carcere, non ha partecipato all'udienza, lo sappiamo, perché è ricoverata in ospedale a Venezia. Vediamo. La GIP del Tribunale di Belluno, Enrica Marson, ha confermato la misura cautelare in carcere nei confronti di Angelica Hutter, accusata di omicidio stradale plurimo. Questa mattina era fissata l'udienza di convalida nella casa circondariale di Belluno, ma la 32enne tedesca non è stata interrogata perché da ieri si trova ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia, dove è piantonata in una condizione psichica che deve essere valutata. Sfumata l'ipotesi di un interrogatorio da remoto, la donna potrà decidere di fornire la sua versione dei fatti non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno. Quasi 4 ore è durata l'udienza di convalida che si è svolta nella formula della Camera di Consiglio nel carcere di Belluno, con la GIP Enrica Marson, il PM Simone Marcon, che all'inizio ha esposto i motivi della richiesta di misura cautelare in carcere in assenza di Angelica Hutter. Le domande sono state rivolte al suo difensore Giuseppe Triolo. Pochissime le parole al termine dell'udienza rilasciate dal pubblico ministero Simone Marcon. Come mai è durata così tanto? Perché bisogna scrivere l'ordinanza, ci vuole tempo. Va bene, dai. Grazie. Quindi lei ha partecipato da remoto? No. Marcon ha confermato così l'assenza di Angelica Hutter all'udienza. Per domani è attesa la conferenza stampa per un punto sulle indagini convocata dal procuratore capo di Belluno Paolo Luca con i carabinieri del comando provinciale. Smentite categoricamente le ricostruzioni fantasiose delle ultime ore che, scrive il procuratore, hanno creato confusione e sconcerto nell'opinione pubblica. Frattanto, nelle prossime ore la magistratura bellunese potrebbe rilasciare il nulla osta per i funerali di Marco Antoniello, del piccolo Mattia e di Maria Grazia Zuin, che saranno celebrati in un'unica funzione a Favero Veneto. Oggi a Santo Stefano lutto cittadino, bandiere a mezz'asta e uffici pubblici chiusi, sospese manifestazioni in segno di vicinanza e rispetto alle famiglie Potente e Antoniello, distrutte da un dolore troppo grande.
Questo lo avete sentito, la dettagliata ricostruzione della nostra Tiziana Bolognani ieri dopo l'udienza di convalida. Vedremo più tardi quali novità, quali aggiornamenti emergeranno dalla conferenza stampa convocata dalla Procura di Belluno. Intanto in queste ore anche l'ULSS Dolomiti si è stretta alle famiglie Potente e Antoniello in occasione della giornata, lo avete appena sentita accennare, di lutto cittadino. L'immenso dolore di questa tragedia ha colpito l'azienda tutta e in particolare il commissario Dalben. Si legge in una nota nella quale si è appreso che il commissario conosce bene la famiglia Potente, Lucio, Maria Grazia, la vittima, e Elena, la figlia, tutti legati a doppio filo all'ULSS 3 Serenissima, della quale Dalben è stato direttore generale. L'azienda sanitaria bellunese continuerà, così termina la nota, ad assicurare il massimo supporto alle famiglie. Davvero una mobilitazione generale, lo sapete, per queste famiglie, per chi è sopravvissuto come Elena, naturalmente, mamma del piccolo Mattia, compagna di Marco, figlia di Maria Grazia, per la quale sta partendo in queste ore appunto anche una raccolta fondi. Adesso andiamo a Venezia, parliamo di sanità, perché sono state consegnate in Consiglio regionale 15.000 firme, dovrebbe esserci collegato, eccolo lì, il nostro Filippo Fois insieme a Sandro Ponchio e credo anche con un ospite, eccolo lì, Daniele Giordano, segretario generale della CGIL di Venezia. A te la linea, Filippo, buongiorno. Buongiorno Lina, vedete alle mie spalle ci sono proprio le firme, le 15.000 firme che sono state raccolte dalla CGIL in questo periodo da Portogruaro a Chioggia. Sono firme che tra poco saranno consegnate al Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Noi siamo in Calle Larga 22 marzo, per cui proprio all'ingresso di Palazzo Ferrofini, che è la sede del Consiglio regionale. Qui c'è il segretario generale della CGIL di Venezia, Daniele Giordano. Giordano, eccoci, siete appena arrivati, giustamente noi siamo adesso in diretta. Le chiedo, queste firme sono state raccolte per chiedere cosa nello specifico? Noi chiediamo subito un cambio di passo sulla sanità pubblica, chiediamo al Consiglio regionale di approvare una mozione che chieda al Governo nazionale di aumentare gli stanziamenti. Per far funzionare il nostro sistema sanitario servono più risorse, più assunzioni e decentramento con una sanità territoriale. Per farlo ci sono gli strumenti, il Governo può stanziare le risorse e anche il Veneto può fare la sua parte. Voi sostenete che la sanità è sempre più privatizzata, soprattutto in Veneto, rispetto anche ad altre regioni italiane? Assolutamente sì, sono centinaia i lavoratori dentro il sistema a gettone oppure a cooperative che coprono i turni del personale strutturato che è carente. Noi da questo punto di vista abbiamo denunciato questo fenomeno già nei mesi scorsi, dove abbiamo visto anche i disservizi che hanno pagato i cittadini, turni che mancavano, che saltavano. La stessa ULSS Serenissima ha cancellato contratti con cooperative che non avevano garantito il servizio. Noi invece siamo convinti che se si mettono le risorse, se si assume il personale, si può fare questo per una sanità pubblica d'eccellenza. Grazie a Daniele Giordano. Naturalmente vi racconteremo tutto quello che accadrà tra poco nel prosieguo, nei nostri telegiornali seguenti. Nel frattempo, Lina, ti restituirei la linea. Grazie a Filippo Fois, grazie naturalmente a Sandro Ponchio e Daniele Giordano, ospite, segretario generale della CGIL. Lo avete visto, per questa mobilitazione determinata e lo avete sentito, importante per la salvaguardia della sanità pubblica. Noi torniamo alla cronaca, allora andiamo a Treviso a vedere quello che vi annunciavo poco fa. Il 39enne russo che ha venerdì bloccato uno scippatore domenicano nel quartiere di Sant'Antonino stava cercando di derubare un'infermiera trevigiana che andava al lavoro in bicicletta. Poi questo 39enne, aiutato da alcuni cittadini, ha fatto arrestare il malvivente, che però è stato subito rimesso in libertà. Lo ha raggiunto e intervistato il nostro Lucio Zanato. Lei è nato in Siberia, sì. Ma lì le regole com'erano? Ad esempio, se uno rubava? Mettono prigioni. In Russia si è più duri in prigioni, sì. Le regole Faiz le ha imparate sin da bambino nel paesino dove Stalin ha fatto deportare la sua famiglia. Lì non esistono ladri né tantomeno scippatori, perché finiscono pane e acqua quando va bene e la loro giornata è scandita dal duro lavoro. Ma lì, se aumenta la criminalità, pagano anche tutti i cittadini del luogo con limitazioni alla libertà. Ecco perché venerdì scorso a Treviso ha reagito distinto. Perché l'ha fatto? No, ma
Tutto veloce è successo, non so perché l'ho fatto e basta. Perché era un gesto giusto da fare, no? Sì, perché la signora gridava forte, mia borsa. E lei insomma a un certo punto ha detto devo fermarlo. Sì, ho chiuso strada così. Per questo non si sente eroe e anzi dà per scontato che altri cittadini l'abbiano aiutato a fermare lo scippatore. E dopo un altro vicino che abita via Forcellini, mi pare, o via Morosini, ho seguito e fermato lui. Cioè l'avete fermato insieme, insomma? Sì. Perché? Quando apprende che il giovane scippatore domenicano è già tornato in libertà, scuote il capo, perché per lui le regole si rispettano e chi sbaglia paga. Per questo ci ricorda un antico proverbio russo. В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Che vuol dire? Che in altra chiesa non vai con sue regole. Le regole che lui che consegna ogni notte il pane in giro per le calli veneziane e che ha fatto un mutuo per comprarsi casa, segue da 15 anni, mentre da 4 aspetta un segno tangibile dal nostro Stato. Ho fatto anche domanda cittadinanza italiana 4 anni fa, qua a Treviso. Gliel'è andata? No, sto aspettando risposta. E chissà che questo episodio non possa smuovere qualcosa nei confronti di questo cittadino. E intanto, a proposito di polemiche legate a fatti come questi, continua a far discutere la vicenda del ladro seriale delle osterie, soprattutto dopo l'annuncio, vi dicevo prima, dell'intenzione di querelare da parte del nordafricano nei confronti di Alfredo Sturlese, che è il titolare della trattoria Tony del Spin a Treviso, una di quelle colpite nei giorni scorsi, per averlo diffamato pubblicando le riprese delle sue telecamere interne. È indignato di cosa? Vuole querelarmi per quale motivo? Sì, casomai sarà il contrario, no? Esattamente, Ecco. Ma faremo controquerela. Sorriso amaro per Alfredo Sturlese, titolare di Tony del Spin, dopo l'annuncio di querela per diffamazione da parte del 27enne nordafricano ripreso la notte di domenica 2 luglio mentre rubava all'interno del locale dopo aver forzato un portone. Io questa persona non la conosco e io non ho messo nessun filmato in internet, ho consegnato i video ai carabinieri dopo regolare denuncia. Perciò è vero che questo è ancora comunque a piede libero e continua a fare altri locali. Il riferimento è sia all'altro colpo del ladro nella vicina osteria contemporanea che quello messo a segno venerdì scorso all'osteria da Rossetto lungo la Feltrina. Tutti i luoghi dove il giovane è stato ripreso e soprattutto identificato dai carabinieri. Se lui si sente diffamato vuol dire che sta ammettendo di essere colpevole, perciò se dice che non è lui perché si scalda tanto, scusa. Intanto Sturlese sta provvedendo a rinforzare ulteriormente gli infissi con blindature inferriate. E adesso facciamo blindatura anche alle finestre e vediamo se qualcuno riesce a entrare, se non spaccano tutti i vetri. Ma perché uno deve diventare una fortezza al giorno d'oggi? È quello che sto dicendo io, cioè se uno deve lavorare per spendere soldi, per barricarsi dentro, cioè non vedo più il motivo di lavorare, insomma. Cioè, c'è tanta amarezza però. Sì, ma tantissima, tantissima. E queste cose mi fanno arrabbiare parecchio. Perché soprattutto abbiamo questa gente che va in giro a delinquere e non viene fatto nulla. Questa gente va in giro tranquilla e ti saluta anche. Ma stiamo scherzando? Cioè io mi spacco la schiena dalla mattina alla sera, io lavoro 7 giorni su 7 in questo locale, cioè 15 ore al giorno e devo buttare via i soldi così perché un deficiente viene dentro e ti porta via quello che tu hai fatto nella giornata? Ma dai. Non è più tollerabile una cosa del genere, non è più tollerabile. Per questo oltre alla controquerela Sturlese chiama a raccolta tutta la categoria. Se le istituzioni non fanno qualcosa vedremo di far noi qualcosa. Noi commercianti, noi adesso vediamo. C'è la solidarietà però dei commercianti. Sì, per adesso non ho sentito molto. Quando torniamo operativi vedremo di metterci d'accordo, vedere di fare qualcosa un po' per tutti. Un caso questo, ma basta stare alle parole di Sturlese, insomma, che il sindaco di Treviso Mario Conte definisce paradossale e per il quale l'ex sindaco, lo sceriffo Gentilini, chiama in causa il prefetto. Per entrambi, se da una parte manca il rispetto delle regole, dall'altra c'è un'immigrazione possibile, dicono, quella rappresentata proprio, lo avete ascoltato prima, dal cittadino russo che venerdì ha salvato dal furto della borsa una donna bloccando il rapinatore. È una situazione davvero paradossale, no? Perché prima si parla del ladro che di notte va a rubare e di giorno va a salutare, poi quando il ladro viene beccato addirittura si risente
perché è stato beccato come se la libera professione del ladro fosse una libera professione da tutelare. Ecco, lasciamo che i carabinieri, le forze dell'ordine completino le indagini, però dovesse essere confermata la sua identità, io credo che più che far causa per violazione della privacy dovrebbe scusarsi e restituire quanto ha sottratto. Chiaro il messaggio al giovane che ha minacciato querela al titolare della trattoria Tony Del Spin. Ben più incisivo invece il commento del sindaco emerito di Treviso. È una cosa abnorme, cioè nemmeno pensabile. Ma vedi, vuol dire che alle spalle c'è qualcuno che li appoggia. E quindi io richiamo il prefetto, perché il prefetto fino a poco contrario è quello che deve applicare le leggi dello Stato. E io non sento voci, non sento prese di posizione. Concetto che Gentilini ribadisce anche per il ladro fermato venerdì da un immigrato russo dopo aver scippato una donna a Sant'Antonino. Arrestato, è stato rimesso subito in libertà nell'indignazione generale. Bisogna ripristinare i campi di lavoro forzato e dobbiamo utilizzare questi delinquenti che vivono su carceri che sembrano hotel. Anche per il sindaco Conte l'episodio mina la credibilità della giustizia. Mi appello al ministro Nordio perché chi compie un reato deve pagare la giusta pena. Sindaco che vuole incontrare presto il cittadino russo che ha fermato lo scippatore. Perché ha sentito una concittadina in difficoltà, invece di voltarsi dall'altra parte è intervenuto. Per Gentilini invece è un esempio di integrazione possibile. Questo russo trova il mio appoggio incondizionato, perché vuol dire che si è integrato e ha rispettato il credo di Gentilini. Cioè venire qua, lavorare e osservare le leggi. Dio, patria e famiglia. Così dunque Giancarlo Gentilini e Mario Conte. Intanto i furti in abitazione purtroppo registrano una recrudescenza, lo conferma anche la Procura di Treviso che è al lavoro su numerosi fascicoli relativi a questo genere di reati. In campo anche il controllo di vicinato, c'è un nuovo vademecum, non postate sui social quando siete in vacanza. Questa è una raccomandazione che spesso diamo quando con le forze dell'ordine spieghiamo come comportarsi quando si lascia la casa vuota. È sicuramente tra i fenomeni negativi da un punto di vista criminale che ci sono nella Treviso e nella provincia, il furto d'abitazione si colloca ai primi posti perché ce ne sono veramente tanti. Troppi. Sempre troppi, sarebbe troppo anche uno, ma comunque sono tanti. Non è una questione solo di percezione, i fascicoli aperti per furto in Procura della Repubblica a Treviso sembrano aumentati e a confermarlo è lo stesso capo procuratore all'inizio di una stagione, quella delle vacanze, particolarmente critica. I furti in casa nella Marca restano dunque un fenomeno diffuso, con le associazioni di controllo del vicinato a loro volta mobilitate. Migliaia di cittadini in allerta in tutta la provincia che attraverso segnalazioni di movimenti sospetti su piattaforma WhatsApp condividono informazioni. È un modo in cui noi recuperiamo le vecchie comunità di quartiere, di paese, in un'ottica di supporto reciproco tra i cittadini e in un'ottica di collaborazione con le forze di polizia, quindi capacità di monitorare il nostro ambiente, vedendo cosa succede di strano, le presenze che non sono normali, che possono essere sempre propedeutiche a eventi criminosi successivi, e comunicandosele tra vicini e comunicandole alle forze di polizia. Nei comuni aderenti come a Zero Branco è stato diffuso anche un vademecum con alcuni consigli pratici in tempo di social, uno su tutti. È invasa ormai da anni l'abitudine, mentre sei in vacanza, di dire a tutto il mondo dove si è, cosa si fa, mandare i saluti. Ci si dimentica che Facebook è una piattaforma molto aperta. Se sbagliamo appena di poco a impostare la privacy del nostro profilo, noi parliamo con tutto il mondo. Questo vuol dire che, per esempio, stiamo dicendo a tutto il mondo che la nostra casa è vuota. Quale migliore informazione per un aspirante ladro? E poi non ci sono solo i ladri in casa, ci sono anche i ladri nei cimiteri. La scorsa settimana una donna era stata immortalata da una fototrappola e ne era seguita una denuncia per aver compiuto un furto nel territorio di Pederobba.
pare non abbia intenzione comunque di smetterla malgrado la denuncia, perché il cimitero di Covolo nella fattispecie è stato razziato anche questo fine settimana e il sindaco Turato ha perso definitivamente la pazienza. Questo weekend purtroppo si sono verificati diversi furti di piante, di mazzi di fiori dalle tombe del cimitero di Covolo. Presumo proprio che sia la stessa persona che ha colpito giorni fa. È ritornata in azione al cimitero di Covolo, incurante di avere il fiato sul collo, la ladra seriale delle tombe, una decina quelle razziate presumibilmente nella notte tra sabato e domenica. A nulla sembra essere servito l'appello a farsi avanti spontaneamente, formulato dallo stesso sindaco, né tantomeno la denuncia presentata giovedì scorso ai carabinieri e corredata dalle immagini della fototrappola. Arrivati a questo punto, le ipotesi sono almeno 3. O è ignara della cosa, oppure è analfabeta e non riesce nemmeno a vedere che c'è un cartello con scritto area videosorvegliata, oppure ormai ci sta sfidando e di conseguenza agiremo. Insomma, non si esclude una sorta di provocazione, un gioco che potrebbe finire male per la diretta interessata. Dal primo cittadino un ultimatum. Deve finirla con questo gesto schifoso, la deve smettere, perché non si parla di valori economici ma bensì affettivi che sono molto più importanti in questo caso. Da Vicenza arriva invece la notizia di un poliziotto che era libero dal servizio e ha inseguito e fatto arrestare un ladro di biciclette. Era in visita alla città di Vicenza questo agente e non ha esitato, riporta l'ANSA, a intervenire facendo arrestare il malvivente domenica pomeriggio. Si tratta di un poliziotto delle Volanti che aveva già lavorato per la questura berica e ora è in servizio a Padova. Ha notato una persona, un 39enne albanese, che guardandosi attorno con fare circospetto si è diretto verso 2 biciclette ancorate a una ringhiera di un esercizio commerciale. È sceso dall'automobile per cercare di capire quanto stava accadendo, ha sentito le grida, le urla di aiuto di una donna che cercava di attirare l'attenzione dei passanti, ha tentato la fuga questo ladro, ma è stato bloccato proprio dal poliziotto che dopo una breve colluttazione è riuscito a immobilizzarlo e a chiedere l'intervento di 2 pattuglie che poi hanno portato in questura questo soggetto. E quindi oggi si celebrerà in tribunale a Vicenza il processo, per cui come sempre occhi vigili anche quando sono fuori servizio le forze dell'ordine, e questo è incoraggiante. Andiamo a Padova, torniamo nel Padovano, in particolare a Campo San Martino, perché c'è stata purtroppo un'altra vittima nel Brenta. Parliamo di un 27enne tunisino. Un'altra vittima del Brenta. È stato recuperato dai vigili del fuoco alle 19:30 di ieri il corpo di un 27enne di origine tunisina, Ardi Edfi, che era sparito tra le acque del fiume a Campo San Martino nell'Alta Padovana. L'uomo, residente a Tremignon di Piazzola sul Brenta, con la moglie, si era tuffato nel fiume per fare una nuotata come faceva spesso nei mesi estivi. L'acqua impetuosa, però, lo ha trascinato via sotto gli occhi increduli della moglie. Edfi, che lavorava come operaio, era nella spiaggetta in località Ponte, in via Basse, una zona tristemente nota per incidenti di questo tipo, quando alle 17:30 si è tuffato per non riemergere più. Subito sono stati allertati i soccorsi, SUE, vigili del fuoco di Cittadella e Venezia e carabinieri. I sommozzatori, elitrasportati sul posto, hanno scandagliato il fondo all'altezza del ponte quando, poco prima delle 19:30, hanno trovato il corpo del giovane privo di vita. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sulla ricostruzione dell'accaduto indagano i carabinieri di Cittadella. E ci sono ancora molti aspetti da chiarire rispetto alla morte di un camionista 55enne ripescato anche in questo caso dal fiume a Correzzola. È giallo sulla morte del 55enne camionista di Ariano del Polesine, ripescato il 6 luglio dal fiume Bacchiglione a Brenta d'Abbà, frazione di Correzzola. L'uomo indossava ancora il casco ed era in compagnia di un amico. Questa è la principale novità. Altra ipotesi, quella che i due avessero acquistato della droga e quindi da un punto di vista giudiziario si potrebbe trattare di una morte come conseguenza di un altro reato.
L'amico è stato sentito a lungo dai carabinieri, ma sembra che la sua versione non abbia chiarito la dinamica della tragedia. L'autopsia sulla vittima potrebbe invece dare un'indicazione più precisa. Anche qui l'ipotesi è comunque che il 55enne sia morto annegato. Una notizia arrivata da poco, perché si sa che c'è un nuovo contingente, nuovi migranti che stanno per raggiungere il Veneto, stanno raggiungendo il Veneto in queste ore dopo gli sbarchi sulle coste italiane. E allora è giunta notizia della decisione della prefettura di Vicenza di scaricare, così dalla Lega definiscono questa operazione, davanti alle porte di alcuni comuni del Vicentino gruppi di immigrati, obbligando di fatto gli stessi enti a farsene carico. Sarebbero Castelgomberto, Cornedo e Sovizzo al momento i comuni interessati da questi provvedimenti, e Finco, rappresentante della Lega in regione naturalmente, dice: la prefettura di Vicenza chiarisca quello che sta accadendo. Vedremo come evolverà la cosa. Noi adesso andiamo invece in collegamento da Treviso con la nostra Edi Calimani insieme a Nicoletta Rizzetto dal comando provinciale della Guardia di Finanza, che ha effettuato un'operazione relativa a una truffa nell'ambito energetico. A te la linea, Edi, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Siamo nel comando provinciale della Guardia di Finanza di Treviso in compagnia del capitano Giuseppe Luisi, della compagnia della Guardia di Finanza di Conegliano, gruppo che ha svolto questa operazione bolletta zero, una truffa nel settore energetico. Che cosa avete scoperto? Allora, tramite l'operazione Bolletta Zero noi abbiamo individuato un meccanismo fraudolento che appunto nel settore energetico ha procurato un notevole danno all'erario. Fondamentalmente abbiamo individuato due società attive nel Coneglianese, operanti nel settore energetico, che hanno offerto ai propri clienti, parliamo più di 750 persone, hanno offerto un pacchetto di investimenti onnicomprensivo che includeva appunto la vendita e l'installazione di apparecchi di efficientamento energetico, ad esempio caldaie, condizionatori o quant'altro, e soprattutto parte preponderante dell'investimento la cessione di forniture pluriennali di energia elettrica o gas, per la precisione decennali. Dove era l'attrattività di questo investimento? A parte i prezzi molto convenienti che le due società hanno praticato, veniva prospettato ai clienti appunto la possibilità di detrarre interamente l'investimento nella dichiarazione dei redditi. Il problema dov'è? Il problema è che l'investimento appunto era composito, quindi abbiamo sia una quota parte di efficientamento detraibile, ma la maggior parte del pacchetto costituita dalla fornitura decennale di energia o gas è indetraibile, quindi una detrazione effettuata eventualmente utilizzando appunto anche la quota di energia è da considerarsi indebita. Chiaramente questo aspetto ha reso apparentemente molto conveniente la sottoscrizione, diciamo, di questo apparecchio di investimenti e di questo pacchetto di investimenti. Se ci aggiungiamo poi una campagna pubblicitaria molto incisiva, soprattutto tramite i social network, abbiamo appunto l'effetto che questo pacchetto è stato, diciamo, reso molto conveniente e quindi è stato sottoscritto da tanta gente. Parliamo di circa 750 clienti, per la maggior parte, parliamo di tutto il territorio nazionale, ma per la maggior parte nel centro-nord, comunque nord-est. Nella vostra operazione avete anche scoperto che queste società facevano lavorare irregolarmente i propri dipendenti. Sì, abbiamo individuato anche molteplici irregolarità in materia di lavoro, con particolare riferimento al trattamento ai fini delle ritenute di trasferte piuttosto che rimborsi spese. Quindi abbiamo, diciamo, trovato molteplici irregolarità che hanno coinvolto tanti lavoratori, insomma, di queste società. Dicevamo un danno all'erario molto consistente. A quanto ammonta? Allora, la base su cui poi i clienti avrebbero voluto fare le detrazioni, parliamo di circa 4,5 milioni di euro. Cos'è questa cifra? Questa cifra rappresenta la quota parte del pacchetto di investimento che appunto rappresenta la cessione pluriennale di energia elettrica o gas, quindi la base di calcolo, diciamo, per quelle detrazioni che in realtà non potevano essere fatte.
Poi chiaramente bisogna anche capire poi ciascun cliente cosa ha fatto nella propria dichiarazione, quindi cosa ha detratto e se l'ha fatto intanto, se non l'ha fatto, insomma, ecco. In tutto questo 32 le persone denunciate. Sì, 32 persone. Cosa rischiano in questo momento? Allora, i reati per cui noi li abbiamo definiti sono i più vari, andiamo dai reati fiscali a reati societari e più altre fattispecie, insomma, che abbiamo segnalato. Ad esempio mi viene in mente il canone RAI. Cos'è successo? Fondamentalmente i clienti che pagavano in anticipo questo investimento, perché bisogna dire che l'investimento veniva sottoscritto dai clienti che versavano in anticipo o di tasca propria o avvalendosi di intermediari finanziari convenzionati, questo pacchetto comprendeva anche gli oneri accessori alle forniture pluriennali e anche il canone RAI. Ecco, il canone RAI per esempio è stato quindi versato in anticipo per più anni da parte dei clienti e non è stato mai versato da parte delle due società all'erario, quindi abbiamo anche, diciamo, un ulteriore danno che si aggiunge a quello derivante dalle indebite detrazioni che appunto questo sistema ha consentito, insomma. Bene, dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Treviso con Nicoletta Rizzetto è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Edi, grazie Nicoletta, grazie naturalmente al capitano Luisi per questi aggiornamenti. Abbiamo sentito un'operazione davvero dai risvolti variegati, quella che ha condotto la Guardia di Finanza di Conegliano in ambito energetico. Vedo subito collegato il nostro Alex Giuliano da Bassano perché ci sono aggiornamenti sulla vicenda Baxi con i sindacati, vero? Buongiorno Alex. Un buongiorno allo studio, siamo a Bassano del Grappa, siamo nella sede della Baxi perché insomma, voi che ci seguite sapete che ci stiamo occupando da tempo della questione Baxi Pengo San Lazzaro, quindi tutela dei posti di lavoro, impatto ambientale per eventuali nuovi insediamenti industriali in quello che è definito l'ultimo polmone verde di Bassano. Noi siamo in compagnia di Rocco Guerrera dell'RSU proprio interna di Baxi, perché ieri c'è stato un importante confronto fra sindacati, aziende e comune, amministrazione comunale di Bassano del Grappa. Come è andata? Insomma, si sono fatti dei passi in avanti per cercare un po' di fare chiarezza. Sì, assolutamente. Il Comune ci ha convocato su nostra richiesta sia degli esterni che come RSU interni riguardo alla questione Baxi Pengo. Ci hanno chiesto, hanno fatto delle domande che hanno portato quantomeno chiarezza, quindi è stato prolifico per tutti come incontro sia da parte del Comune sia da parte nostra dell'RSU, che ha portato quantomeno un minimo di chiarezza, un minimo di chiarimento su alcuni temi che erano un po' troppo fumosi da parte quello riguarda il discorso Baxi Pengo. Da parte nostra abbiamo riportato comunque la nostra necessità di mantenere l'investimento importante che c'è sulla Baxi, quindi con tutto quello che consegue. Abbiamo spiegato anche il perché, la necessità di determinati spazi che richiede la Baxi che sono importanti. Purtroppo dobbiamo comunque garantire, in qualsiasi caso non possiamo fare nulla per quanto riguarda il discorso di San Lazzaro, ma non è competenza nostra, però abbiamo comunque risposto alle domande dove potevamo ed è stato comunque prolifico secondo me per tutti. Mi permetta, mi corregga se sbaglio, voi dite compito nostro è tutelare le famiglie, i posti di lavoro. Chiaramente vi rendete conto che un'eventuale soluzione poi a catena con Pengo che dovesse poi spostarsi in San Lazzaro ci sarebbe un impatto ambientale, voi lo riconoscete ma chiaramente non è di vostra competenza. Assolutamente sì, non possiamo far nulla a livello di impegno, il nostro compito tra virgolette è quello proprio di tutelare i posti di lavoro e quindi cercare di garantire comunque questi posti di lavoro. Non possiamo fare nulla però per quanto riguarda il discorso San Lazzaro, ma non perché non vogliamo, riconosciamo comunque l'impatto, ma purtroppo è una decisione politica, puramente politica, che la politica deve risolvere. A proposito di politica, in chiusura quali saranno a questo punto i prossimi step, i prossimi impegni? Ieri dall'incontro con l'amministrazione comunale di Bassano come vi siete lasciati? Ci siamo lasciati con un impegno che spero verrà mantenuto da parte dell'amministrazione di un tavolo di confronto anche
coloro che erano assenti a quel tavolo perché giustamente non sono stati invitati, cioè l'azienda Pengo, il rappresentante dell'azienda Pengo e della Baxi, quindi così come abbiamo chiesto sin dall'inizio un tavolo unico di incontro per tutti per discutere di queste tematiche e trovare insieme una soluzione. Per il momento da Bassano è tutto, dalla sede della Baxi è tutto, ma chiaramente insomma continueremo a parlare di questa tematica che divide l'opinione pubblica e non solo qui a Bassano. Grazie e restituisco la linea. Grazie Alex, grazie per questo collegamento dalla Baxi. Noi andiamo alla politica in questo momento, ci spostiamo a Borgoricco perché ieri pomeriggio con l'inaugurazione della nuova sede di Idrobase Group, che aveva subito peraltro ingenti danni un anno fa in seguito a un incendio, c'è stata anche l'occasione per rivedere pubblicamente insieme il sindaco nonché neosegretario regionale della Lega Alberto Stefani e l'assessore regionale Roberto Marcato dopo le roventi polemiche prima e dopo il congresso regionale. Sappiamo che Marcato si era poi ritirato dalla sfida congressuale, di fatto spianando la strada a Stefani, ma non senza polemiche. Una stretta di mano tra i due, a parlare a margine di questo faccia a faccia è stato proprio Stefani. Oggi è probabilmente la prima occasione pubblica in cui la vediamo insieme a quello che era il candidato sfidante che poi si è defilato qualche giorno prima delle elezioni. Vi parlerete e cosa vi direte? Ma ci siamo sempre parlati, ci parliamo e ci parleremo. La Lega è una comunità che dopo il congresso trova la sua compattezza e trova il dialogo interno, quindi con Roberto io ho sempre avuto buoni rapporti sinceri, di lealtà, e questo sicuramente è un ottimo motivo per collaborare per la prossima segreteria regionale a cui siamo già al lavoro. L'assessore Marcato, lo sappiamo, è un politico che ha preso veramente tanti voti nel suo bacino d'elezione. Vi spaventa il fatto che possa dire sto pensando ad andare via? Ma ognuno fa le sue scelte, ma sono convinto che Roberto Marcato, che è leghista da molti anni, saprà contribuire a questo movimento politico portando le proprie idee, la propria posizione, e lo sappia fare in un clima di dialogo costruttivo, così come c'è sempre stato tra me e lui. E poi ci sono i commenti a quelle che sono le classifiche di gradimento degli amministratori, parliamo di sindaci e presidenti di regione, che ha pubblicato ieri il Sole 24 Ore, con il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che dopo 12 anni ha scalzato dal primo posto del podio Luca Zaia, e con il milanese Beppe Sala invece primo tra i sindaci. Vediamo. Il presidente del Veneto perde il primato nella classifica del gradimento dei governatori. Sebbene il podio sia sempre lo stesso, con i leghisti Luca Zaia e Massimiliano Fedriga e il Dem Stefano Bonaccini, tocca a quest'ultimo stavolta salire sul gradino più alto. 69% di gradimento contro il 68,5% di Zaia, secondo, e il 64% di Fedriga, terzo. In gara per la segreteria del PD prima, poi tra la gente della Romagna alluvionata, Bonaccini, secondo gli analisti, ha beneficiato anche di una sovraesposizione mediatica. Sta di fatto che, seppure per un soffio, Zaia è stato scalzato dopo 12 anni. Ma insomma, stiamo parlando di percentuali minime del 0,5% del presidente Zaia, che è stato in testa alla classifica per almeno 10 anni, e quindi insomma francamente non ci vedo nulla di preoccupante o di allarmante. Io faccio comunque i complimenti al presidente Zaia, perché il secondo posto dopo decenni al primo è comunque un risultato invidiabile e invidiato da tutti, e io mi tengo stretto al presidente Zaia, indipendentemente che sia secondo o primo, però a me interessa che sia il presidente Zaia. E poi ci sono i sindaci dei comuni capoluogo, 5 i veneti in classifica, da cui sono stati esclusi gli eletti del 2023, Mario Conte di Treviso e Giacomo Possamai di Vicenza. Se a livello nazionale Beppe Sala, primo cittadino di Milano, non ha rivali, è Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, il primo veneto in graduatoria con un lusinghiero quarto posto. Al sesto il padovano Sergio Giordani, mentre bisogna scendere al 62esimo per trovare Damiano Tommasi, sindaco di Verona, al 64esimo per il bellunese Oscar De Pellegrin
e al 78esimo per Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo. In che posizione si sarebbe visto, sindaco? Ovviamente al primo posto. No, ma battute a parte, l'importante è lavorare a testa bassa, con grande impegno. Quest'anno hanno scelto di escludere dalla classifica tutti i neosindaci eletti nel 2023, quindi per coloro che mi vogliono fare i complimenti o che mi vogliono criticare dovranno attendere un altro anno. Era intorno al 20° posto Mario Conte l'anno scorso, vedremo l'anno prossimo se risalirà di qualche posizione. Intanto noi andiamo in pubblicità qualche minuto, torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con Focus TG, Francesco Ceron e Fabio Faliero in regia. Andiamo subito a Belluno, ci colleghiamo perché sta iniziando la conferenza stampa della Procura sulla strage di Santo Stefano di Cadore. Sentiamo il procuratore. Tanto per la necessità di rispettare il segreto di indagine, ma anche perché disposizioni legislative recenti hanno stabilito anche modalità appunto particolari e non derogabili per le comunicazioni. Una è il comunicato stampa scritto, l'altra è la conferenza stampa come quella odierna. Ho dovuto fare un decreto perché così impone la legge, spiegando le ragioni. Io non sono di solito, ve lo confesso, molto propenso a questo tipo di esposizione, però in questo caso, essendomi reso conto che nelle cronache sia giornalistiche di carta stampata che di televisione c'erano delle inesattezze e soprattutto delle ricostruzioni molto azzardate e di fantasia, ho ritenuto che fosse necessario fare chiarezza. Questo per dire anche che se poi ci sarà il momento delle domande, a qualcuna di queste domande è possibile che non si possa rispondere. Venendo al fatto concreto, intanto questa mattina è stato rilasciato il nulla osta alla riconsegna delle salme alla famiglia e quindi possono procedere al funerale. Per quanto riguarda invece lo stato dell'indagine, voi saprete che ieri c'è stata l'udienza di convalida dell'arresto e la arrestata Angelica Hutter non era presente perché la direzione medica della casa circondariale dove era detenuta a Venezia ha ritenuto che le sue condizioni fossero suscettibili di essere approfondite da una struttura psichiatrica che è stata portata all'ospedale di Venezia e quindi ieri è stata ritenuta non in condizioni di partecipare coscientemente all'udienza di convalida dell'arresto. Questo non significa che ci sia una premessa che apre le porte alla incapacità di intendere e di volere. È una situazione temporanea che potrebbe anche dipendere da shock post-traumatico e quindi non essere legata a situazioni pregresse di disagio di questa persona, anche se di disagio in qualche maniera abbiamo più di un indizio per quello che si è potuto accertare in ordine alle modalità in cui la ragazza ha vissuto in questi ultimi mesi, e cioè sostanzialmente in solitudine, viaggiando a bordo dell'autovettura che è stata protagonista dell'incidente, nella quale dormiva, mangiava e svolgeva la sua vita. Le ricostruzioni che sono state fatte fino a questo momento non hanno permesso di accertare la presenza in strutture ricettive, alberghi, Airbnb, quello che volete, quindi nessuna segnalazione agli organi di polizia in base al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è stata inoltrata. Nell'autovettura c'era anche cibo, quindi pochi vestiti, ecco. Questa persona quindi è da presumere abbia condotto una vita nomade negli ultimi tempi e sicuramente da maggio fino ad adesso è stata presente fra l'Alto Adige e le montagne del Veneto, quindi la zona di Santo Stefano e dintorni. Noi cercheremo di capire
per il futuro, questo sarà uno dei filoni dell'indagine, qual è stato il vissuto di questa ragazza fino al momento in cui è stata coinvolta nel fatto. E questo ovviamente richiede la collaborazione delle autorità tedesche, alle quali per il momento i carabinieri direttamente si sono rivolti. Poi vedremo se ci sarà spazio e tempo per chiedere un ordine europeo di indagine, che è una forma di collaborazione che è prevista, giudiziaria, che è prevista fra i paesi dell'Unione Europea. Prima abbiamo bisogno di alcune notizie di polizia. Sugli aspetti, diciamo, della responsabilità, l'ordinanza è molto completa ed esaustiva. Dà conto dei rilievi oggettivi, l'autovettura, i segni sul palo della luce dove è avvenuto l'investimento, richiama 2 video che sono stati esaminati, uno dei quali è stato diffuso e quindi è a conoscenza dell'opinione pubblica, che è quello nel quale si vede per un momento transitare a forte velocità l'autovettura e poi a distanza di circa 4 secondi dal momento in cui esce dal campo visivo si sentono 2 colpi in successione molto forti, che sono i colpi dell'investimento. È un elemento, questo video, che può aiutare a determinare con un po' di maggior precisione la velocità dell'autovettura, che è stata stimata sui circa 90 km/h. Il limite è come in ogni centro urbano, salvo valori più bassi, era di 50 km/h. E quindi il profilo di responsabilità che è stato ritenuto in questo momento è quello di aver viaggiato a una velocità superiore a quella consentita e comunque tenendo una condotta di guida non adeguata alle caratteristiche del posto, perché si trattava di una strada fiancheggiata da abitazioni in pieno centro urbano. Dico questo perché poi ci sono alcuni elementi che hanno fatto aleggiare nell'aria l'ipotesi suggestiva del gesto volontario. Dico subito che per arrivare a un'affermazione di questo tipo è necessario avere elementi seri e concreti, perché parleremmo, se si trattasse di omicidio volontario, di un reato con una pena rilevantissima. Che cos'è? Presumo che ha fatto pensare a questa eventualità il fatto che non ci sia nessun segno di frenata sulla strada, che la conducente provenisse da un rettilineo e quindi non avesse affrontato questo tratto di strada con la visuale coperta, che non ci sia nessun segno di strisciata sui muri prima del punto in cui sono stati investiti i pedoni, e del fatto che l'auto sembra, dal sonoro che ci lascia capire il filmato, sembra lanciata in accelerazione. A questo si aggiungono 2 testimonianze precedenti di cui dà conto l'ordinanza della giudice per le indagini preliminari, che riferiscono di un comportamento, diciamo, strano della Utter pochi minuti prima del momento in cui si è verificato l'incidente, sempre da sola in ogni caso. Avrebbe avuto, lo cito perché c'è già nell'ordinanza, una reazione, diciamo, imprevedibile, scomposta, dopo aver riempito d'acqua alcune bottiglie a una fontana che si trova vicino alla strada dove è avvenuto l'incidente, dove si era fermata con gli sportelli aperti, tutti e 4 e anche il portellone posteriore. Viene riferito dal testimone, avrebbe improvvisamente chiuso con forza portiere e sportellone, avrebbe lanciato per aria alcune delle bottiglie che aveva riempito e sarebbe partita. Partendo avrebbe compiuto una manovra di inversione nel piazzale di un'officina che viene riferita da un'altra persona, la quale sostiene che questa manovra fu molto repentina e pericolosa, tanto poi da rischiare di entrare in collisione con un'altra autovettura, quella della testimone, che si era
che stava uscendo da un passo carraio e che se l'è trovata di fronte. Ecco, questi elementi sono quelli che credo, immagino, non da parte della Procura, possono aver autorizzato l'ipotesi suggestiva, ma ecco, il senso della conferenza stampa è anche questo: evitare ricostruzioni che possano portare un ulteriore carico di dolore ai familiari delle vittime, che già, voglio dire, si trovano in una situazione che nessuno si augura. È probabile, è verosimile che invece si fosse trovata in una situazione, in uno stato di ira che non sappiamo da che cosa fosse stato causato, e che questo possa avere in qualche maniera allentato o alterato l'attenzione alla guida, rendendo possibile quello che è accaduto. Dico un altro particolare perché non rivelo un segreto, è già contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare. L'accertamento fatto sul telefono cellulare che aveva con sé, dall'esame della cronologia, non evidenzia alcun contatto telefonico al momento dell'incidente e nemmeno prima, cioè apparentemente, se è vero, se l'esame che poi verrà approfondito con una consulenza giuridico-forense è esatto, non stava telefonando. Quindi l'ipotesi della distrazione o uso del telefono cellulare andrebbe al momento esclusa. Ovviamente per capire, date queste zone d'ombra molteplici, che cosa è accaduto, sarebbe molto importante avere il contributo diretto della UTTER, e cioè ci dovrebbe spiegare che cosa è accaduto. Al momento ma siamo in una situazione, ripeto, di shock dovuto a, insomma, comprensibilmente dovuto a quello che era accaduto. Non ha riferito nulla, anzi ha riferito, informalmente è stato riportato, di non ricordare alcunché di quello che è accaduto. Ora passano i giorni, è in terapia farmacologica, quindi viene trattata, ha preso coscienza, sta prendendo coscienza di quello che è avvenuto, si confida che nel momento in cui verrà fatto l'interrogatorio, perché tenete presente che l'udienza di convalida è stata celebrata e il provvedimento è stato emesso senza sentire la arrestata, cosa che è prevista dalla legge in caso di impedimento, ma che nei 5 giorni, visto che è stata emessa una misura cautelare, nei 5 giorni successivi alla cessazione della causa dell'impedimento dovrà essere interrogata dal GIP per verificare se permangono le condizioni per il mantenimento della custodia cautelare. La speranza è che in quella sede, in quella occasione, possa riferire qualche cosa di utile per accrescere il quadro che al momento presenta molti aspetti non chiari. Però, ripeto, l'ipotesi del gesto volontario appare consegnata alla astrazione, perché è supportata soltanto da quei pochi elementi oggettivi, ma non ci sono altri indizi che facciano pensare a un gesto volontario, perché la denuncia che aveva subito a Bolzano per una resistenza pubblico ufficiale è un fatto diciamo minore, che certo va valutato in quali termini. Si tratta di una persona che non ha una gran capacità di contenimento dell'ira e quindi di un autocontrollo e autogestione, questo sicuramente. Il disagio c'è sicuramente, lo dimostra il fatto che si trova ricoverata, quindi d'ora in poi l'indagine in che modo si svilupperà. Avrà ad oggetto la ricostruzione precisa della dinamica dell'incidente attraverso il conferimento di una consulenza tecnica ad uno o più esperti che dovranno, esaminando l'autovettura, il luogo, i reperti e tutto il resto, riferire appunto i filmati, riferire tutto quello che ci consentirà di avere un quadro più preciso dell'accaduto. Poi ci saranno gli accertamenti da fare sul versante personalità di questa ragazza,
esistenza di eventuali pregressi di disagio che abbiano portato a ricoveri eventualmente, quindi va ricostruito il suo profilo in modo che non rimanga nulla di oscuro per quello che è possibile, perché ovviamente la verità giudiziaria è sempre una verità che incontra dei limiti oggettivi come quella storica. Al momento rimane in custodia cautelare, è ricoverata e quindi è sottoposta a piantonamento presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia. Attendiamo gli esiti di questo ricovero, aspettiamo che venga comunicato, dopodiché si procederà, come vi dicevo, all'interrogatorio da parte del GIP, eventualmente anche del collega Simone Marcon che segue l'indagine e che verosimilmente anche lui eseguirà un interrogatorio contestualmente o dopo il giudice per le indagini preliminari. Ultima cosa, altro aspetto oggettivo, ecco, Sentiamo. Non sono state eseguite le autopsie sui cadaveri delle vittime, ma solo un esame esterno, e per quanto riguarda soprattutto i 2 adulti l'esame esterno parla di un investimento ad alto impatto cinetico. Non ce n'era bisogno forse, ma l'auto vuol dire che andava a una velocità molto elevata e quindi le conseguenze dell'urto sono state tali da determinare la morte pressoché istantanea delle 2 persone. Così lo state sentendo il procuratore di Belluno sul caso della strage di Santo Stefano di Cadore. Lì sul posto ci sono Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi che naturalmente nel corso dei telegiornali di questa sera ci forniranno ulteriori dettagli che certamente i colleghi chiederanno adesso al procuratore, anche se abbiamo sentito principalmente il motivo della conferenza stampa è quello di definire suggestiva, dice un'astrazione il procuratore, il tema della volontarietà di questo gesto, dopodiché se anche fosse balenato nella mente di Angelica Hutter di compiere volontariamente quella manovra è comunque difficile provarlo a livello giudiziario e questo è comprensibile. Molti aspetti ancora non sono chiari, dice il procuratore, che ha sottolineato, ha svelato un altro dettaglio, ossia che la donna non stava telefonando, non era distratta dal telefono in quel momento e anche questo naturalmente lascia pensare, perché è difficile davvero comprendere cosa, al di là dell'alta velocità, abbiamo sentito almeno 90 km/h, possa aver portato a quella disgraziata sbandata che ha portato sul marciapiede l'Audi e poi la morte delle 3 vittime per le quali, avete sentito, è stata rilasciata l'autorizzazione alla sepoltura. Noi adesso ci fermiamo, no, non ci fermiamo, allora andiamo a un tema decisamente più leggero, anche se in questo momento sta dando fastidio a tutti il gran caldo, ne parliamo tra pochissimo. Adesso dalla regia mi dicono che ci fermiamo per un piccolo break e poi andiamo a sentire cosa dobbiamo aspettarci su questo fronte. Eccoci di nuovo in diretta con il Focus TG in questa giornata ricca, lo avete sentito, di cronaca. Parliamo del gran caldo, ce ne siamo accorti tutti e lo sappiamo, ma bisogna capire anche cosa sta succedendo. Nella morsa del caldo c'è di fatto tutto il Veneto. Ieri giornata torrida anche sui Colli Euganei, dove si sono superati, pensate, i 37 gradi, temperature ancora in aumento purtroppo nelle prossime ore. Dalla sala operativa dell'ARPA Vateolo ci sono per noi Federico Fusetti e Cristian Roque Allende, da cui attendiamo naturalmente delle novità, si spera in positivo. A te Federico, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Insomma, stiamo parlando di caldo in questi giorni e oggi siamo venuti proprio dove il caldo viene misurato continuamente. Siamo infatti nella centrale operativa della sede ARPA di Teolo, siamo con il dottor Adriano Barbi, che è un meteorologo dell'ARPA. Insomma, adesso ci togliamo tutte le curiosità possibili con lei. Buongiorno.
Prego. Intanto, insomma, ovviamente cercare di capire cosa sta succedendo, come è nata questa ondata di caldo di questi giorni e da cosa deriva e soprattutto quanto durerà. Sì, la prima vera ondata di caldo registrata in Veneto in questa stagione estiva 2023. C'era stata in realtà una prima breve fase di caldo anomalo verso fine giugno, tra il 20 e il 21 giugno. Ora invece siamo entrati a partire proprio da questo ultimo fine settimana, sabato e domenica 8-9 luglio, su temperature piuttosto elevate per il periodo rispetto alla media, e ieri abbiamo raggiunto picchi di temperatura molto elevate su tutta la regione, con temperature che hanno raggiunto anche i 36-37 gradi in alcune zone della regione. Cosa dobbiamo aspettarci adesso? Le previsioni indicano il culmine di questa ondata di caldo proprio tra oggi e domani, quindi tra martedì e mercoledì. Poi tra giovedì e venerdì sono previste delle correnti un po' più fresche e instabili provenienti dall'Atlantico, che dovrebbero mitigare leggermente le temperature, quindi un contenuto calo delle temperature tra giovedì e venerdì, però accompagnate anche da rovesci temporali che potrebbero interessare anche parte della pianura, soprattutto giovedì. Ci raccontava che anche le temperature notturne sono importanti per voi. Certo, per definire un'ondata di caldo noi facciamo riferimento anche alle temperature minime della notte. Quando superano i 20 gradi si entra in una fase appunto calda, perché anche durante la notte non c'è questo ricambio e abbassamento delle temperature, per cui la soglia dei 20 gradi è considerata proprio una soglia che definisce poi anche la giornata come con notte tropicale, per cui da lunedì, quindi da ieri, abbiamo raggiunto e superato i 20 gradi su gran parte della pianura, 20-22 gradi su gran parte della pianura, con punte anche di 24-25 gradi in alcune zone della pedemontana e della costa. Ecco, prima di interrogarla su qualche magari località specifica che interessa a noi di Media Nord-Est, volevo chiederle anche se noi spesso diciamo temperature percepite, quindi la temperatura reale che voi misurate, però percepite magari qualche grado in più. Che cosa vuol dire? Sì, sono collegate ai dati di umidità. L'umidità provoca un aumento della temperatura percepita dal nostro corpo, per cui ci sono alcuni indicatori che, abbinati alla temperatura e all'umidità, danno appunto la temperatura percepita. Ci sono alcuni indicatori che danno proprio un valore termico, quindi 34-35 gradi di temperatura percepita, che logicamente è aumentata rispetto al valore termico normale proprio a causa dell'umidità. Quindi si soffre di più? Sì, purtroppo sì. Senta, nel Padovano cosa possiamo dire? Nel Padovano abbiamo raggiunto ieri, nella stazione di riferimento che abbiamo vicino a Padova, che è la stazione di Legnaro, abbiamo raggiunto una temperatura massima di 35 gradi, che proprio per questo periodo dei primi di luglio ha raggiunto proprio il valore record registrato negli ultimi 20 anni. Non è il record assoluto per l'estate, perché i valori sono anche superiori, però per questo periodo qui è un valore insomma notevole, e la temperatura minima anche appunto ha superato i 20 gradi. La Marca Trevigiana? Per la Marca Trevigiana abbiamo registrato temperature anche qui elevate, e soprattutto sulla parte diciamo ovest e sulla pedemontana verso Castelfranco, Maser abbiamo raggiunto temperature massime intorno ai 35 gradi, quindi notevoli. Un po' meno invece per la parte più orientale, verso Oderzo diciamo. Bassanese, Vicentino? Bassanese, anche lì sulla pedemontana abbiamo raggiunto temperature elevate sia le massime che anche le minime. Le minime abbiamo raggiunto temperature di 22-23 gradi, paragonabili alle temperature minime della costa, che solitamente sono più elevate rispetto alla pianura. Quindi anche a Bassano insomma un caldo un po' al di sopra delle consuete. Sì, anche a Bassano, soprattutto anche la notte, non ha permesso diciamo questa escursione termica, e quindi un abbassamento delle temperature significativo, per cui il disagio è rimasto elevato anche lì. Grazie al dottor Adriano Barbi, molto preciso, puntuale. Se continuerà questo caldo mi sa che torneremo a trovarla anche nei prossimi giorni. Si prepari. Grazie davvero tutto. Allora possiamo restituire la linea.
Grazie Federico, grazie al tuo ospite naturalmente e a Cristian Roque Allende per questo collegamento. Andiamo a sentire invece cosa hanno risposto i cittadini di Marostica alla nostra Sharon Di Carlo, che è andata a chiedere loro come si stanno difendendo da questo caldo afoso davvero impegnativo. Sono passate da poco le 11 del mattino e ci sono già più di 30 gradi, come potete vedere dal termometro, ma non serve consultare i termometri per capire che fa veramente molto caldo. È arrivato il caldo africano, sono previsti picchi di 40 gradi, ventagli, aria condizionata all'ombra di un albero. Come affronteranno questo caldo i cittadini di Marostica? Sentiamo. Sono previste temperature record nei prossimi giorni, come si fa? Bisogna ripararsi, bisogna cercare, specialmente penso di non far sbalzi al corpo, cioè star tanto sotto il condizionatore e poi uscire magari nelle ore più calde, cercare di arieggiare, cercare di stare nell'aria, non diciamo fresca, però anche se è calda è sempre aria, ecco. Ma è pronta per questa ondata di caldo africano? Sì, perché casa ho fresco, basta non muoversi tanto. Stare in riposo, stare all'ombra, ma non fermarsi del tutto, perché fermarsi del tutto è sbagliato. Insomma è sopportabile, dai, uno che ha la baretta come me può stare contento. E sono previste temperature record in questi giorni, come ci si protegge da questo caldo? Un po' dura, bisognerebbe stare in casa. Stando all'ombra. Stando all'ombra e muoversi poco, meno possibile. Abbiamo una certa età, conviene stare a casa, insomma almeno respiriamo. Che estate sarà con questo caldo? Penso torrida, perché dicono 40 gradi. Ecco. Adesso oggi, stamattina guardavo 37 gradi. Sono pensionata, sì che il lavoro non ci vado. Comunque abito in un posto molto collinare, posso farmi una passeggiata anche per la mia valle. Ha mai vissuto un caldo così negli anni? Sì, in agosto, luglio, agosto, non che c'era un pelo d'erba, non c'era... In che anni? Misso del 35 so, sì, e negli anni più o meno, anche negli anni miei che avevo 7-8 anni, che si andava a fare da mangiare alle vacche, col sesolotto, perché un po' d'erba di qua, un po' di là, perché li aveva da mangiare. E anche lì c'era grande siccità? Sì. Con questo caldo come si farà a affrontare l'estate? Riparati, passeggiate, si esce quando fa più fresco, estate comunque... Si beve tanta acqua. Si beve tanta acqua. Sinceramente io il caldo lo sopporto bene, il freddo meno. Quindi è fortunato? Non lo so, in un certo senso da una parte sì, dall'altra no. Ma Dio, si sta a casa, al fresco, col condizionatore. Costa però il condizionatore? Sì, purtroppo sì, ma costo caldo. Noi siamo a 500 metri e quindi le condizioni sono ottimali. Fa caldo ma abbiamo la casa che è abbastanza riparata, nel pomeriggio è sempre in ombra, c'è un po' di arietta e un sollievo. Basta mettersi così, entra da una parte e esce dall'altra. Così dunque a Marostica c'è chi la prende, l'avete sentito, con filosofia. Noi adesso ci spostiamo a Vicenza perché il Comitato di Cittadini e Commercianti di Anconetta chiede di eliminare il passaggio a livello che da 50 anni spacca di fatto in due il quartiere con traffico, code e smog. Allora ci colleghiamo col nostro Carlo Alberto Inghilleri che è sul posto con Federico Cibotto, si trova con loro Maddalena Galvan che è portavoce del comitato. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza, ci troviamo in Viale Trieste nel quartiere di Anconetta e alle mie spalle c'è il famigerato passaggio a livello di Anconetta che il quartiere, i commercianti, i cittadini vogliono eliminare dopo 50 anni di convivenza con il traffico, con lo smog. Ringrazio per essere con noi la dottoressa Maddalena Galvan che ha una farmacia proprio qui nel quartiere e che rappresenta il comitato Anconetta Futuro, costituito proprio da commercianti, negozianti, da chi vive e lavora nel quartiere di Anconetta. Ebbene, con la vecchia amministrazione c'era un accordo per portare a RFI la richiesta di portare il treno in trincea, quindi sottoterra, per ricucire il quartiere. Oggi con la nuova amministrazione riparte l'iter, ma parte anche un nuovo appello.
Sicuramente siamo stati molto soddisfatti dalle ultime dichiarazioni del sindaco Possamari, che si è dichiarato estremamente convinto della bontà del progetto di interramento dei binari, e quindi siamo prossimi ad incontrarci con l'amministrazione per proseguire il percorso e incontrare successivamente anche gli altri attori, quindi RFI e quant'altri possano essere coinvolti in questa importante opera per la città di Vicenza, ricordo, non solo per il quartiere. Certo, questa è una delle porte di Vicenza e diciamo subito che qui sono stati ipotizzati diversi progetti. Un progetto era una cavalcavia che praticamente passava sulla testa dei cittadini, sarebbe passato sulla testa dei cittadini, in un altro caso invece addirittura un ponte su cui sarebbe passato il treno sulla testa dei cittadini. Sono tutti giganti di cemento che ovviamente i commercianti, chi vive e lavora ad Anconetta, hanno totalmente rifiutato ed escluso. Assolutamente sì, erano progetti estremamente impattanti, con un aumento quindi dell'inquinamento da polveri sottili e anche di rumorosità, mentre l'interramento dei binari supera tutti questi problemi, anche e soprattutto il problema dell'impatto visivo e ambientale, diciamo, paesaggistico. Sì, tra l'altro il tema caldo è quello della TAV, qui stiamo parlando della linea Schio-Vicenza, quindi non è coinvolta dall'alta velocità, però in altri quartieri di Vicenza, dove invece è previsto il passaggio dell'alta velocità alta capacità, i quartieri chiedono, come 7K, l'interramento del treno. Ecco, la stessa richiesta per gli stessi motivi viene fatta qui, dove non passa l'alta velocità, ma dove convivete con il passaggio a livello e con le code, con le file, con l'inquinamento, con il traffico, ormai da 50 anni. Esatto, noi speriamo proprio che l'amministrazione si prenda a cuore anche Anconetta e l'entrata a nord di Vicenza, ricordo città UNESCO che merita un'opera non impattante sul paesaggio. E allora in chiusura ricordiamo che in settimana ci sarà un incontro con l'amministrazione, quindi il tema è caldo, se ne sta discutendo, proprio nei prossimi mesi si dovrà arrivare a concretizzare dopo tanti anni le speranze di questi cittadini. Esatto, noi ci incontreremo a breve con l'amministrazione, ma questo deve essere solo il primo di una serie di incontri, perché il comitato è nato 5 anni fa, eravamo arrivati fino a Roma a incontrare RFI nella loro sede, poi c'è stato il Covid che ci ha bloccati, però adesso dobbiamo ripartire e andare veloci verso una soluzione del problema. Bene, allora in questa settimana quindi ci sarà questo incontro, vedremo come andrà a finire. Noi comunque continuiamo a seguirvi e quindi direi che la questione continuerà a essere monitorata anche noi di Media Nord-Est. Direi che per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla dottoressa Galvan, la linea allo studio. Grazie Carlo Alberto, grazie naturalmente a Federico Cibotto e alla vostra ospite per questo collegamento. Allora noi siamo in chiusura con questo Focus TG, torniamo solo con le immagini a Belluno perché è il momento delle interviste ora per il procuratore che sta fornendo alcuni dettagli sull'indagine sulla strage di Santo Stefano. Lo abbiamo sentito poco fa parlare di ipotesi suggestiva per quanto riguarda la volontarietà del gesto di Angelica Utter nell'investire le 3 vittime e anche del fatto che al momento dell'investimento non era comunque al telefono, non stava utilizzando il dispositivo, il suo smartphone, quindi anche questo aspetto esclude una distrazione da quel punto di vista. Il procuratore ha detto anche che è stato rilasciato il nulla osta per la sepoltura delle vittime, quindi si può procedere a questo ennesimo momento di fortissimo dolore, i funerali di papà, figlioletto e della nonna del piccolo. Da parte mia non mi rimane che salutarvi, darvi appuntamento naturalmente ai telegiornali di questa sera e ringraziare in regia Francesco Cerone e Fabio Falliero. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.